Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Salve a tutti, benvenuto Marco Testoni al caldo. Sì, oggi stiamo al caldo, d'altronde è mese di luglio, non si poteva stare altro che al caldo. Allora, oggi però facciamo una cosa strana, famolo strano, come diceva quel famoso film di Carlo Verdone. Questa volta, oggi, non ci concentriamo né su un film, né su un compositore, né su un regista, ma ci occupiamo di un libro che è scritto dall'ospite in questione, ovvero Francesco Giuliani. Sono stato ospite di una delle presentazioni organizzate da Renato Marengo, il nostro amico che anche lui interverrà oggi in questa puntata, perché questo libro, diciamo così, ha avuto una seconda sua vita dal punto di vista della comunicazione, perché ci si è resi conto, basta leggerlo d'altronde, che dentro c'è una mole di musica che fa sì che questo, più che un'opera letteraria, potrebbe essere un compendio di musica del Novecento, e quindi ci fa piacere in qualche modo presentare questo libro di cui Massimo adesso ci va a parlare di tutti i credits tecnici e quant'altro. Vai Massimo. Il titolo del libro di Francesco Giuliani è Ciò che resta della notte. Non è un libro biografico, è un romanzo di edizione Marlin, nella collana Il Portico, romanzo che vive di musica, di racconti, diciamo, dinamiche familiari un po' particolari. Non sveliamo troppo, possiamo raccontare che è un libro pensato in note. Ora entreremo anche in questo dettaglio, un po' come l'ha chiamato anche il nostro amico Renato Marengo, che è in giro a presentarlo proprio con Francesco Giuliani. Pieno zeppo di musica, ogni capitolo ha una sua playlist curata proprio da Giuliani, che l'ha scritto pensando veramente a tutte le musiche, a tutte le canzoni che lo hanno ispirato, che sono canzoni veramente di un eclettismo incredibile, del passato, del presente, c'è di tutto, tutti i generi, e vanno a convogliare in questo romanzo. Noi abbiamo parlato in passato, anche attraverso colonnesonore.net, attraverso Soundtrack City, di magari colonne sonore ispirate da fumetti, colonne sonore scritte apposta per i libri. Pensiamo a Remo Bardi per il fumetto Lumina, pensiamo a Joan McNeely per il fumetto e il libro connesso Shadow Empire, tratto da Guerre Stellari. C'è stata anche una playlist nata dopo il famoso successo librario di 50 sfumature di grigio, la trilogia. Non solo, ci sono stati dei concept album nati basati su libri o basati su opere d'arte. Io penso subito ai Dream Theater, gruppo metal, che hanno scritto un album basato per l'appunto su La Divina Commedia di Dante Alighieri. Non solo, ma anche gli Alan Parsons Project scrissero un bellissimo album dedicato a Gaudì. Ma in questo caso è veramente un caso particolare, è la prima volta per noi, perché trattiamo proprio di un romanzo che si legge ascoltandolo, perché è intriso veramente di note. Vuoi aggiungere qualche altra cosa, mio amico Marco? Sì, aggiungerei tra i tanti titoli che hai fatto Alta Fedeltà, romanzo di Nick Hornby, poi portato anche al cinema. Però rispetto a Nick, al buon vecchio Nick, Francesco ha un qualcosa in più. Francesco è un musicista anche, e allora io direi di farlo entrare insieme a Renato Marengo. Ciao Renato, ciao Francesco. Ciao a tutti. Ciao Marco, ciao Massimo, ciao Renato. Ciao. E ciao ai vostri ascoltatori fedelissimi e anche video ascoltatori. Allora, prima di dare la parola a Francesco, io qui ho due direttori: Massimo Privitera, direttore di colonnesonore.net, Renato Marengo, direttore di Cine Corriere TV, ma anche colui che ha avuto quest'idea in qualche modo di queste presentazioni a carattere musicale del libro di Francesco Giuliani. Le hai già presentate sia a Napoli che a Roma. Ci parli un po' di come ti è venuta quest'idea, Renato? L'idea mi è stata suggerita da un carissimo amico comune mio e di Francesco, che è Chicco Agnese, e tutti
conoscono Chicco Agnese, che ha seguito i grandi programmi sia di Rai 1, Rai 2, Rai 3, insomma a lui si deve anche una gran parte di napoletani, più di 1000 persone campano di Un posto al sole, che fu proprio Chicco insomma, come si dice, accanto a Minoli adesso anche Whoopi Goldberg c'entra a che fare con Posta al Sole. Pensate esatto. Allora, diciamo, si è vitalizzato un centro importantissimo, uno dei più importanti d'Italia, che è Napoli, con questa. Ma Chicco ha tanti altri meriti, i programmi musicali e anche alcune come si dice, antesignani delle fiction come Friends, eccetera, sono dovuti a lui. Insomma, un grande amico. Con lui ho fatto anche Festival del Cabaret con Nino Frassica. Ma veniamo adesso, lui alla faccia nostra sta a Monte Carlo, dove ci guarda un po' da un posto meraviglioso, e mi ha chiamato dicendo: caro Renato, qui c'è un amico, Francesco, devi leggere, ha scritto un libro bellissimo, un romanzo. Io ho detto: vabbè, tu lo sai che io lo leggerò per te, che io i romanzi io leggo più musica. No, ma c'azzecca, ha detto proprio così Chicco, c'azzecca con te per 2 motivi. Il primo è che, come ti accorgerai, Francesco è uno che praticamente scrive quasi per caso, perché è uno che suona mentre scrive o pensa alla musica, ma con te c'ha anche molto a che vedere col tuo Naples Power. E dico: ma perché è napoletano? Beh sì, è anche napoletano, pensa, ma non è questo il legame. Il legame nasce, questo è interessantissimo, l'inizio del libro di Francesco inizia col personaggio, col protagonista che si reca a Napoli a far visita all'anziano padre, che a Napoli ha vissuto una vita molto intensa, molto importante per quanto riguarda la musica. Praticamente è sbarcato a Napoli, nel porto di Napoli, in quel porto dove i localetti napoletani vedono i primi artisti del Naples Power frequentare i giovanottoni che scendevano dalle portaerei con gli strumenti, e che insieme a loro suona praticamente la Napoli della Nato, che è durata parecchi anni a Napoli. E questo questo papà del protagonista diventa ben presto un apprezzatissimo DJ, e praticamente alla Nato è legato ai locali, quindi è legato al Naples Power in pratica. Non vedo l'ora di incontrare Francesco, l'ho incontrato, ecco qua, è nato una specie di amore a prima vista per questo connubio musica e letteratura. Adesso, ma questa musica che ti balla per la testa, volevi fare il musicista, tu fai l'avvocato. Qual è la chiave di tutto questo? È un giornalista, cioè fa tutto, recensisce musica, è un eclettico. Allora, ogni volta che tu mi dici questa cosa della musica in testa, a me viene in mente Massimo Troisi con Robertino, che gli dice: Robertino, non tieni un complesso, tieni l'orchestra anche. Quindi mi sento molto Robertino quando mi dici questa cosa, perché sembra una cosa un po' strana. Comunque, in effetti è vero. Ma vi racconto un episodio, perché è successo 3 giorni fa, prima di vedere proprio Chicco Agnese. Siamo andati a cena insieme a Capalbo, insieme al nostro comune amico Michele Carpentieri, che ci ha presentato. A Capalbio dovete sapere che c'è uno struzzo, che è prigioniero praticamente vicino alla località Selvanera. C'ha un recinto, uno struzzo gigantesco che non ho capito che se ne fanno di questo struzzo, non neanche che se lo portano a correre. Comunque questa povera bestia sta là. Stavamo tornando verso casa per cambiarci, e ho detto a mia moglie: pensa a sto struzzo qua. Poi ho pensato, se questo mo lo liberano, e magari io ho detto: mo chiamo il WWF, no? Ho detto: lo vanno a prendere, lo portano magari in mezzo agli altri struzzi, e questo sa male perché è abituato a stare da solo nel recinto, e quindi praticamente lui fa della sua prigionia il suo status normale, no? E quindi ho pensato che questo povero struzzo avrebbe fatto una brutta fine, quindi non chiamo il WWF. E mentre pensavo a questo, ho pensato che questo succede anche nei rapporti fra uomo e donna, spesso, che se uno rimane incastrato in maniera tossica in dei rapporti non riesce a uscirne, ma quando ne esce sta peggio. E in quel momento mi è venuta in mente la canzone You Give Love a Bad Name, subito mi è venuto in mente. Allora ho detto ad Antonella, cioè, Renato c'ha ragione, perché io non posso pensare a una cosa che mi viene la canzone da piopparci sopra subito. Quindi hai perfettamente ragione, ed è quello che è successo poi
nello scrivere il libro, dove a volte venivano prima le canzoni e poi arrivava l'idea della narrazione o viceversa. Quindi a volte fa da colonna sonora, a volte da sfondo. C'è per esempio la lunga suite di Nine Feet Underground dei Caravan, che è un capolavoro assoluto secondo me, che fa da sfondo a un spostamento in barca da una parte all'altra dell'isola di Palmarola, per esempio, no? Oppure quando si arriva a destinazione, in questa cosa, lo dicevamo con Marco alla presentazione di Roma dell'altro giorno, io ho immaginato questa barca davanti alla cattedrale, che è questa bellissima conca, no, di Palmarola, con delle guglie, con delle cose. Ho immaginato che dovesse risuonare in qualche modo, e quindi ho pensato a Live Out of Dress dei Linkin Park, con quei bassi pieni all'inizio per farlo risuonare. Quindi è una cosa istintiva, cioè non è che è una cosa meditata o forzata, è una cosa che è immediata in qualche modo, e questo, devo dire, mi dà molta soddisfazione, perché poi alla fine, leggendo il libro e sentendo la playlist che sta su Spotify, perché alla fine per motivi di copyright non abbiamo potuto mettere purtroppo il QR code sul libro, però abbiamo detto a tutti che urbi e torbi che c'è questa playlist su Spotify, quindi leggendo poi uno si fa accompagnare un po' dalla musica, e quindi questa è un po', ecco, la particolarità di questo libro. Sì, Marco, Sì. perché tu ed io mangiamo pane e rock ogni giorno col nostro programma Classic Rock on Air, no? Qui è collegato anche Soundtrack City, e io quando ho letto le prime cose ho sfogliato subito, prima di leggere il libro, tutte le playlist e ho letto Rolling Stones, Traffic, Pino Daniele, Clapton. Praticamente era come una puntata di Classic Rock on Air. Quindi sentirai che sono nomi che a te e a me soprattutto, insomma, veramente ci fanno, sono pane quotidiano nostro. Ecco perché Francesco è qui di diritto in mezzo a noi. Quello che voglio dire, leggendo le playlist, considerato il mestiere che faccio io, appunto quello di supervisione musicale, mi rendo conto dell'enorme cultura di Francesco dal punto di vista musicale, perché si va dai Sigur Rós a Keith Jarrett, passando per Pino Daniele, i Plain Nine, Creedence Clearwater Revival, ovviamente Rolling Stones, Fleetwood Mac, Roberto Murolo, Foo Fighters, Ben Harper. Insomma, abbiamo dentro veramente molto dello scibile musicale a cavallo del Novecento e dell'attuale secolo. Ci sono molte cose interessanti. La prima cosa che vado a leggere è la citazione iniziale del libro, che è una citazione di Jimi Hendrix. Se sono libero è perché sono sempre in fuga. Partire già con questo tipo di affermazione è un po' una sorta di manifesto di intenti di quello che è questo libro, di cui io non voglio parlare della trama, lascerò parlarne Francesco, perché lui sa quello che dire e quello che non dire. Io invece mi sono fatto, come sa Massimo, un po' di keywords per capire un attimo ciò che mi rimane in testa. Allora, la prima parola è donne. Sono citate abbondantemente all'interno del romanzo, sono, diciamo, le reali protagoniste probabilmente del libro. La storia la fanno fondamentalmente loro. Poi slang, ecco, io in un capitolo in particolare c'è una sorta di, come posso dire, sensibilità da musicista che traspare da ciò che scrive lo scrittore, ecco, cioè quella roba lì che c'è su questo capitolo che si intitola Tattoo, la puoi scrivere solo se tu sei stato molte ore nelle sale prove, sei stato molte ore a suonare con le persone più particolari e via dicendo, per avere quel tipo di scrittura. I titoli di coda, l'ultimo capitolo che si chiama Outro, che poi nell'ambito musicale vuol dire la coda di un brano, ecco, è un pezzo dei Foo Fighters bellissimo che si intitola Home, peraltro una ballad intensa, lenta, completamente diversa dallo stile che noi conosciamo energico dei Foo Fighters. Infine, una cosa, e questa è la domanda che non ho fatto l'altra volta e adesso la faccio a Francesco. Le basi NATO sono in qualche modo anche loro una location che ricorre in questo libro. Noi sappiamo, ne ha parlato appunto Renato, quanto sono state importanti dal punto di vista
musicale per la nascita di quello che è appunto il Naples Power, di cui parlava appunto Renato, per la contaminazione. Io che sono un po' sardo, le stesse basi NATO che stavano ad esempio a Maddalena non hanno mai generato niente di bello dal punto di vista musicale, quindi deve essere una questione legata a Napoli. Perché immagino che in tutte le altre basi NATO che troviamo sparpagliate un po' ovunque non mi risulta che siano stati così felici dal punto di vista della generazione di musica. Ecco, possiamo dire che le basi NATO che stanno a Napoli sono state un po' come dei fiori sull'asfalto? Ecco. Sicuramente sì, e infatti non dobbiamo dimenticare che oltre a quello che diceva Renato, cioè gli americani che fisicamente sono arrivati e si sono messi a suonare con i napoletani, creando poi l'humus del Naples Power, che io continuo a definire, come ben Renato ben sa, Napoles Power, perché c'è scritto Napoles Power, quindi io dico in napoletano. C'era anche una radio che trasmetteva dalla base NATO, e la radio della base NATO trasmetteva delle canzoni che nelle radio italiane non esistevano. Vi faccio un esempio: io ho avuto la fortuna di conoscere un amico la cui madre faceva la DJ nella base NATO di Napoli, era americana, Rita Kirker, che è anche citata nel libro peraltro, perché ci sono alcuni personaggi veri, e spulciando un po' le varie cose vi dico una cosa che io non la sapevo, voi forse sì. Like a Rolling Stone, quando fu pubblicata in Italia, fu pubblicata in 2 parti, perché era talmente lunga che la radio non poteva trasmettere, e quindi la base NATO di Napoli trasmetteva la prima parte e la seconda, per farvi capire la cosa esplosiva. Pensa una radio italiana che trasmetteva una canzone in 2 parti, ma chi la sentiva? Quindi è stato un veicolo formidabile. Poi passò su Radio 3, sulla Rai praticamente, quindi quel programma che era per diciamo i militari della base NATO fu trasmesso dalla Rai, e c'era questa, proprio che è citato proprio nel libro, questa trasmissione che era dedicata ai militari americani, che tutti potevano sentire evidentemente, dove passava della musica che non sarà mai sentita in Italia, non a Napoli. Quindi questo è fondamentale, no? Per capire qual è il rapporto poi fra la musica americana, la musica inglese e la cultura napoletana. Io sono cresciuto dai 5 ai 30 anni a Napoli ed ero imbevuto di questa cosa. Io non ho fatto nessuno sforzo, ho avuto solo gli amici giusti, per puro caso ovviamente, compagni di scuola che erano rockettari, quindi un po' più grandi di me, mi hanno introdotto a questa musica, ma è stato tutto facile, perché era facile trovare dischi, facile sentire. C'erano alcune radio, come Radio Mediterranea per esempio, che trasmetteva dell'ottima musica rock, blues, funky e chi più ne mette. Quindi per un napoletano della mia generazione, nato quindi negli anni 60, era una cosa, se ovviamente amava questo tipo di musica, era la cosa più semplice del mondo trovarsi in questo tornado di musica, diciamo. Ma guarda, forse io sto pensando che un'altra città che può essere simile è stata Parigi. A Parigi il jazz, subito nel dopoguerra, si è assolutamente diffuso in tutti i locali, grazie ad esempio, faccio un esempio, a Glenn Miller, che se ne andava nelle radio, faceva sia radio che tour nelle basi aeree. Quindi probabilmente, ecco, ci sono delle città che sono più pronte a recepire la musica e altre città che magari un po' meno. Ovviamente Napoli erano le capitali dell'Ottocento, quindi non a caso, quindi città aperte a tutti, aperte a chi arrivava dentro. Napoli, Parigi non la conosco ovviamente bene come Napoli, ma Napoli è una città molto inclusiva, cioè a Napoli cose tipo il razzismo non sono mai esistite. Anche perché i discriminati siamo noi, diciamo, tendenzialmente, per cui che un napoletano si metta a fare il razzista è una cosa che non ha senso, diciamo, no? Ci dicono di tutto negli stati di tutto il mondo, per cui pensa un po' se un napoletano può essere razzista. Quindi i neri, i gialli, i verdi, per noi è tutto uguale, e quindi anche dal punto di vista musicale c'è un'apertura ad assorbire anche gli altri suoni, non è che dice siccome io ho la canzone dell'Ottocento non me ne frega niente, al contrario, la canzone dell'Ottocento la mischio con il resto e viene fuori Pino Daniele, il suo Abitabile, e così via. No, ma infatti guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa, che io ho fatto il militare a Bagnoli, alla NATO, a Napoli, e ogni sera, quando potevamo farlo, si andava nella discoteca dentro Bagnoli, dentro la NATO, dove una sera si ballava il country, la sera successiva il folk, c'era una sera dedicata a tutta la canzone napoletana. Io me lo ricordo che c'era anche un gruppo di colonnelli e marescialli che cercavano di insegnare i balli uno all'altro per muoversi al ritmo di Pino Daniele, di James Nefe,
c'è di Tullio De Pisco, c'è Tonio Esposito, c'era di tutto di più, anche Murol ovviamente. Ogni tanto c'era qualche incursione di classica partenopea, però era questa cosa incredibile, che c'è questa incursione in tanti generi e tutti quanti senza problemi, cosa che non succedeva dalle mie parti in Sicilia, dove c'era la NATO, ma non c'era questa inclusività e questo scambio musicale. Sì, voglio aggiungere una cosa, visto che insomma a Bagnoli ci abbiamo vissuto quando eravamo ragazzini alla Basinato, è successa una cosa, per chi chiede, io non credo all'esoterismo, a queste cose strane, però alle combinazioni sì. Insomma, l'altro giorno mi scrive su Facebook, con un uomo americano, Renan, io ti vorrei parlare, ma non ho Facebook. Ed era Fred Cannon. Chi si ricorda chi è Fred Cannon? Un americano rosso di capelli, scugnizzo, amico di Raffaele Gascone, Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, amico mio, che alla NATO, e poi era figlio di un generale, ci faceva entrare tutti e noi compravamo i 45 giri, gli LP, tutti lì. E ora pensando poi al protagonista, questo papà che arriva alla fine della guerra, ma insomma anni 50, eravamo ancora in pieno, vogliamo dire, dominazione, e vabbè, in piena amicizia con gli americani della NATO, e questa cosa ci ha fatto, e chi legge questo libro lo trova questi fatti che ricorrono continuamente. Quando io ero ragazzino c'era ancora la Forrestal nel porto di Napoli, incombeva, e io ingenuamente, papà, ma che isola è quella? Papà, non è un'isola, è una portaerei, una corazzata, è così grande, e la sera scendevano 4-5 mila giovanottoni e alla ricerca di alcol, signorine, ovviamente, le eroine, insomma, che hanno salvato poi Napoli, no? E che hanno anche creato tanti ragazzi che poi sono diventati come James Senese, Mario Musella, sono diventati il cuore della napoletanità rock, diciamo. E noi abbiamo coinvolto per le presentazioni di Francesco, a parte Marco, che è venuto a quella di Roma, e tra l'altro è venuto anche dall'alto a fianco a Massimo del suo lavorare con le colonne sonore, di cui parleremo ancora, ma a Napoli abbiamo avuto Carmine Aimone, figlio di Bruno Aimone, musicista di quegli anni, in quei periodi. Carmine è un grandissimo critico di rock del Corriere della Sera, giornale sul quale anch'io collaboro con Nepospar, ma lui proprio mastica rock da mattina alla sera. È venuto contentissimo a parlare quando ha letto la playlist, questa è tutta roba mia, è venuto lui, poi sono venuti altri amici, tanti amici. Poi a Roma abbiamo avuto anche Dario Salvatori, che insomma nelle sue enciclopedie mentali oppure cartaceo ha tutte le musiche adesso a Milano avremo a fianco a noi Giordano Casiraghi, che tutti noi conosciamo, scrittore di Battiato, De André, insomma, e tanti altri artisti. Praticamente come si dice, a macchia d'olio, Francesco, è esplosa questa musicalità. Ora io volevo sentire, insomma, la presenza di Marco e Massimo qui anche, insomma, ha un significato molto importante, una sorta di avallo e accoglienza in quello che è poi il terminale più importante oggi, no? Perché parliamoci che sono le colonne sonore. Che dici, Marco? Che dici, Massimo? Un libro dove anziché ispirarsi alla colonna sonora addirittura la mette avanti. Si è mai visto, insomma, si può ragionare anche per un film in questo senso. Guarda, no, potrebbe essere benissimo un film, anche perché ha una trama che è una vera sceneggiatura. Proprio il racconto è un racconto narrativo per immagini, accompagnato da una colonna sonora che poi ovviamente gli costerà l'ira di Dio a Francesco, al regista, al produttore, mettere poi in atto all'interno del filmico, perché sarebbe impossibile, costerebbe più quello che tutta la produzione. Però a parte quello, forse l'unico caso in cui si parla di un romanzo che non è un romanzo, ma si parla di colui che ha creato una moltitudine di romanzi
e sono stati per lo più romanzi cinematici già nella loro ideazione, nella loro scrittura, che è Stephen King. E ultimamente è uscito un libro proprio che parla di Stephen King e dice la musica di Stephen King, cioè quanto lui abbia ispirato tutti i gruppi nel mondo, non solo metal, non solo rock, ma anche jazz, folk, country e quant'altro, a diventare gruppi musicali, a scrivere musica basandosi sui suoi romanzi. Quindi devo essere sincero, di libri che ti raccontano una storia e la raccontano attraverso una playlist, attraverso una musica, e quindi ti trasportano ancora di più nel racconto, credo che non ce ne sia, non vorrei dire una baggianata, a meno di questa entità. Come ha detto Massimo, evidentemente è una colonna sonora con questa playlist che sarebbe assai costosa, ma al di là di questo bisognerebbe asciugarla forse di contenuti, che ce ne sono troppi di contenuti musicali, forse non entrerebbero neanche dentro in un film, per quanti ce ne sono, però l'idea è ottima. Faccio un esempio: un regista come Cameron Crowe, quello di Elizabethtown, di questi film lui ne fa, per cui sarebbe interessante vedere in Italia finalmente un film di questo tipo, dove adesso poi io vorrei che Francesco ce la spiegasse. Parlaci tu, facci una sinossi direttamente dallo scrittore di questo libro, e soprattutto l'intreccio con la musica, in che senso è così presente? Allora, più che la trama, io posso dirti, dirvi di cosa parla il libro in linea generale, perché la trama è abbastanza semplice, nel senso che è un ritorno, e quindi c'è un movimento di ritorno con riflessione sul passato, quindi è una sorta diciamo, di viaggio dell'eroe, no? Come al solito, all'interno di se stesso, che riscopre certe cose, fugge da un matrimonio tossico, nel quale, accompagnato allegramente da numerose donne, un matrimonio tossico che a un certo punto diventa un ménage à trois, per cui è una trama molto, diciamo così, variegata. Posso dire di cosa parla? Parla di nostalgia, parla di sesso, parla di tossicità, di dipendenza, moltissimo, è un tema molto forte nel libro, la dipendenza, e parla del potere taumaturgico della musica. Il protagonista, pur facendo il chirurgo plastico, è un chitarrista rock blues appassionato. Suo padre, che citava prima Renato, è un ex DJ americano, nonché suonatore di armonica blues e organizzatore di concerti a Londra, dove organizzava delle jam session con una serie di musicisti, che io cito nel libro. Racconto queste jam session, avendone fatte appunto migliaia, come Marco ha intuito subito avendo letto il libro. E ci sono Eric Clapton, c'è Daryl Johnson, il bassista dei Rolling Stones, che all'epoca della jam session raccontata non lo era ancora. Ci sono tutta una serie di musicisti, ma addirittura uno dei nodi della trama, questo non l'abbiamo mai detto, è che succede una cosa particolare all'interno della vita dei genitori di Julian, quindi questo DJ e sua moglie che era inglese, che è un tradimento nel quale, diciamo, interviene un noto chitarrista blues rock inglese, che è citato come quindi pietra dello scandalo, che tra l'altro nella realtà lui era, diciamo, abbastanza abituato a fare queste cose, per cui diciamo che c'è un musicista che in qualche modo interviene direttamente proprio nella trama, causando una serie di effetti a catena pazzeschi. E poi c'è alla fine un finale che è assolutamente imprevedibile. Questo insomma, è un finale che è venuto strada facendo in qualche modo, e che è imprevedibile e che dà questa connotazione in qualche modo noir al libro, con molto scuro, molto, insomma, impegnativo, però anche poi con una luce di speranza, perché oltre alle donne che sono la madre di Julian, la moglie, le varie amanti, l'amante, diciamo, in principale, che diventa parte di questo ménage à trois, c'è anche una piccola bambina, una figlia di Julian, che in qualche modo gli indicherà poi la strada. Questo poi, ecco, la speranza in qualche modo che c'è alla fine. Quindi donne, musica, nostalgia, sesso, tossicità, dipendenza, che è un tema che mi... Ora fermati un attimo, perché un mio vecchio editore, che non c'è più, ma insomma un grande saggio, Francesco Coniglio, venendo alle presentazioni dei miei libri un giorno mi ha detto:
Renà, e se racconti tutto, il libro chi se lo compra? Quindi con una saggezza infinita da editore, quindi accattatevillo, direbbe una nostra bellissima concittadina. Volevo aggiungere una cosa sulla realtà, proprio su reality che traspare e che l'abbiamo toccato con mano nel libro, nella presentazione fatta a Napoli. Fra tanti riferimenti, strade, persino una strada dove abitavo io, quindi cazzo, sono trovato subito contento. Arriva a un certo punto, abbiamo parlato di Tatu, no? Di questo grandissimo negozio di dischi, mitico, no? Dove andavamo tutti a vedere, a sentire gratis, oppure a ascoltare. E beh, è venuto in persona Mr. Tatu. Il titolare del negozio, invitato da lui, era lì che a Carmine mi ha detto ci sta lui, cioè veramente questo aver portato, come pure la musica a Napoli strepitosamente con Antonio Onorato, che solitamente fa solo i suoi pezzi, è uno molto difficile, però ha arrangiato in jazz numerosi brani della playlist di Francesco, chiudendo con la sua straordinaria Tamburiata Nera, perché in omaggio sempre al papà, diciamo, della Nato, no? Tamburiata Nera era quel periodo. E a Roma abbiamo avuto De Niro, che è insomma, una cosa divertentissima, perché quando Francesco ha detto io ho un musicista con cui collaboro molto bravo, ora lo chiamiamo, vediamo se può venire, ti piacerà, è pronto, senti, no, qui sto con Renato Marengo, e quello ti ha detto Renato Marengo, ma con Renato Marengo ha passato il mio primo disco a Demo, quindi ritrovarsi fra finzione e realtà, nella realtà, e questo il bello di questa conoscenza con Francesco. Volevo ricordare, io solitamente nelle presentazioni dei libri evito accuratamente far leggere i testi, perché ripeto, i libri si compra, poi la lettura in genere ammorba, no? Rompe un po'. Stavolta Francesco ha portato a leggere, e io quando ho sentito mia moglie ho detto ecco qua, questo si porta la moglie dietro perché la deve infilare. No, ha portato una deliziosa Antonella, una lettrice, e la settimana dopo a Roma, dove c'eri anche tu Marco, ha portato anche un attore tanto di cappello, Davide, ricordiamolo. Davide Sebasti. Esatto, quindi anche dal punto di vista letture siamo stati, come si dice, sul ritmo della colonna sonora, molto bene. Peraltro io gli ho fatto anche i complimenti al suo amico attore, perché leggere i libri secondo me è difficilissimo, è molto più facile veramente recitare in un film o a teatro, perché è complicatissimo. E allora, Ciò che resta della notte di Francesco Giuliani, editore Marlin, collana Il Portico, anno 2024, e come diceva prima Renato, accattatevillo, ditelo voi che è meglio, vi viene meglio che me. E allora lascio a Massimo l'onore di fare questa domanda a Francesco. Per una canzone originale scritta appositamente per un film che ti è rimasta particolarmente impressa, che hai nel cuore e che potrebbe anche accompagnarti nell'isola deserta, ecco. Una canzone scritta esclusivamente per un film o una canzone no, dai, con lui facciamo una diversa. No, una canzone presente nel film, dai, anche se perché sennò così. Vai. Allora io citerò una canzone che è presente in molti film, perché è una delle mie canzoni preferite in assoluto, che reputo un capolavoro inarrivabile, che è The Weight della band. Finalmente. È un pezzo che c'è in Forrest Gump, c'è in Platoon, c'è dappertutto praticamente. Platoon credo, ma dire di sì, ma in Forrest Gump sicuramente. Ed è un capolavoro, oltre che ovviamente c'è in The Last Waltz, che è un film tratto di Scorsese, che parla del farewell tour della The Band, e la versione, fra l'altro, cinematografica è una versione che non è dal vivo, perché questa è la cosa bella, che all'interno del film, che più o meno ripropone il concerto della band di addio, alcuni vari concerti presi insieme, c'è questa versione con le Maple Singers, quindi Mavis Staple e Company,
che è una cosa che io adesso che ne parlo proprio mi viene la pelle d'oca, perché consiglio a tutti, ecco, di sentirla almeno una volta a settimana. Io la sento una volta al giorno, perché è una cosa, ed è una canzone che in un film ci sta proprio la morte sua, come si dice. Bene, Senti, bene. posso chiederti una cosa invece? Mi hai fatto venire in mente una domanda che volevo fare tempo fa a un altro ospite, non l'ho fatta, la faccio a te perché l'hai detta. Ma secondo te perché le canzoni che ci piacciono possono essere riascoltate anche 1 o 2 volte al giorno, anche se lo facciamo da 30 anni? Certo. Questo non accade con i libri, non accade con... come mai secondo voi capita questo? Ma a me capita con i film, ma non una volta al giorno, anche perché sarebbe una cosa allucinante, altro che Robertino. Cioè, diciamo che per esempio c'ho Hollywood Party, che io vedo una volta l'anno proprio perché non posso non vederlo, diciamo, che secondo me è proprio un... Dici, qual è il tuo film preferito? Hollywood Party. Dici, ma come ci sta? No, Hollywood Party. Poi gli altri appresso. Le canzoni, la scena del batterista che viene invaso dalla schiuma, ma poi fra l'altro è un film che ha una fortissima valenza politica, anche, che nessuno mette in luce, perché perché lui con lo suo essere stralunato, l'ha già indostano, quindi già con questo linguaggio, poi sentirlo in inglese è meraviglioso, perché parla con questo accento pazzesco. Poi ho letto ovviamente tutto il making of, le cose, dice che sul set succedevano cose turche, tutti parlavano come lui, insomma deve essere stata un'esperienza proprio metafisica per tutta la troupe. Le canzoni secondo me ci prendono a un livello che non capiamo, perché non è solo un fatto di orecchio o di vedere, che ne so, un clip, un video. È qualcosa che secondo me smuove delle cose a livello super sottile, come dicono gli scienziati, no? Per cui non c'è una motivazione razionale per cui una certa canzone, perché ci può evocare un'immagine positiva, negativa, o più immagini o più film, nel caso in cui sia una colonna sonora comune ad altri film, però è un qualcosa che secondo me prescinde dai nostri sensi, cioè è veramente un sesto senso che viene attivato. Quindi io credo che sia quello il motivo per cui possiamo ascoltarla 1000 volte, perché non è una cosa che passa attraverso la ragione, la razionalità, la percezione reale, è una cosa che noi non percepiamo, ma ci arriva in qualche modo. Questo credo che sia. Allora, noi salutiamo Francesco. Prima di tutto ringrazio Renato, ringrazio ovviamente Massimo. Andate a comprare il libro di Francesco, speriamo che diventi un film, perché se lo merita tutto ci sarebbe tutto quanto, e poi pensiamo a come finanziarlo, ma quello è un dettaglio, dai. Non ne parliamo in questi giorni. Ok, bene, ciao a tutti. Grazie a tutti, grazie a voi. Ciao. Ciao Francesco.